Scarica accumuli di macerie a 2 passi dal campo sportivo. Un 61enne è stato appena denunciato dai carabinieri a Gonnesa. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Vedremo ora cosa rischia il pensionato davanti alla procura di Cagliari, perciò iscriviti e lascia un like se trovi utile questo video. Infatti sono emersi oggi, 5 febbraio 2026. Il pensionato ha abbandonato scarti edili non pericolosi in un'area pubblica, frequentata ogni giorno da atleti e famiglie. I militari della stazione locale hanno avviato un'indagine mirata per fermare lo scempio ambientale. Il dettaglio che ha permesso di risalire proprio a lui è stato fondamentale. Attraverso sopralluoghi tecnici e riscontri puntuali sul posto, i carabinieri di Gonesa hanno ricostruito con precisione la dinamica dell'abbandono, incastrando l'uomo alle sue responsabilità. Ora il 61enne è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Cagliari. Oltre alle conseguenze legali sono stati avviati gli accertamenti per obbligarlo al ripristino immediato dell'area. Un gesto che offende il decoro e la salute pubblica gonnesa. Basterà una denuncia per fermare il degrado vicino ai nostri centri sportivi o servono misure più drastiche? Dimmi la tua e iscriviti per i prossimi aggiornamenti sulla cronaca in Sardegna. Grazie infinite per il tuo tempo e stammi bene. Ciao.